Ciao da Nicoletta e sempre dal dietro le quinte del corso di Lugano, una pillolina che mi ha passato lo specchio. Prima te la leggo, poi c'è la morale come sempre, che è carina. Il cane allo specchio, vagabondando qua e là, un grosso cane finì in una stanza in cui le pareti erano dei grandi specchi. Così si vede improvvisamente circondato da cani. Si infuriò, cominciò a digrignare i denti e a ringhiare. E tutti i cani delle pareti, naturalmente, fecero altrettanto, scoprendo le loro minacciose zanne. Il cane incominciò a girare vorticosamente su se stesso per difendersi contro gli attaccanti. Poi, abbaiando rabbiosamente, si scagliò contro uno dei suoi presunti assalitori. Finì a terra tramortito e sanguinante per il tremendo urto contro lo specchio. Avesse scodinzolato in modo amichevole una sola volta, tutti i cani degli specchi l'avrebbero ricambiato e sarebbe stato un incontro festoso. Si dice, no, che la vita è uno specchio, si dice sempre che la vita è uno specchio, che quello che vediamo in una persona che ci piace è ciò che ci piace di noi, quello che vediamo nella stessa persona che non ci piace è ciò che probabilmente non ci piace di noi, o ciò che vorremmo avere e non abbiamo. Cos'è che vedi, senti nella stanza degli specchi? Cosa vorresti entrando in una ipotetica stanza degli specchi notare? Perché a volte gli specchi sono deformanti, è presente? È uno dei capitoli anche del libro. A volte entriamo in una stanza degli specchi deformanti come al Luna Park, ci vediamo più grassi, più magri, con il volto sfigurato, con il volto sformato. E qual è lo specchio? E cosa vuoi che l'immagine allo specchio rimandi? Cos'è che ti fa sentire in un certo modo? Perché la vita è sempre uno specchio. Se tu manipoli per avere, la vita manipolerà da. Se tu trattieni per egoismo e per paura di perdere, per un finto amore, la vita fa la stessa cosa con te. Cos'è che lo specchio ti rimanda? Cos'è che vuoi avere nella tua vita? Fai ciò che vuoi e la vita risponderà. Buoni specchi, ciao!